Sicuramente il percorso che affronteremo oggi può essere considerato un grande classico. Sì, perché la ciclabile Treviso-Gran Scagora percorsa in autunno è molto più che una semplice pedalata. Io la definirei un'esperienza cromatica dove anima e corpo si fondono con la natura, circondati da quel meraviglioso spettacolo che ormai tutti chiamiamo foliage. Buongiorno squadra, oggi uscita semplice ma estremamente appagante. Siamo partiti dalla vecchia stazione ferroviaria di Tarvisio e prendendo l'Alpe Adria raggiungeremo Gran Scagora, una ciclabile semplice con un dislivello minimo, tappa obbligatoria ai laghi di Fusine. Siamo ad ottobre, il foliage è praticamente esploso e uniremo la pedalata alla passione con la fotografia. Proveremo la mia Sony 6007 e vediamo cosa riesco a tirare fuori. Quando faccio queste intro così impostate mi sento così sfigato, dai, meglio mettersi in bici. Go! Quindi via si parte! Bene, se si parte già senza fiato. Parcheggiato la macchina un po' prima della vecchia stazione dei treni, anche se comunque lungo il percorso ci sono diversi punti d'entrata. Eccola lì, stazione abbandonata, c'è un progetto che le interessa, dovrebbe essere trasformata in un ostello per ciclisti, proposta del 2021, siamo nel 2025, vabbè, chissà. Bene, procediamo ora lungo un tratto in piacevole discesa. Se i conti tornano, come sempre, tornando indietro quando le gambe saranno pesanti, sarà salita. Guardate che colori, mamma mia, pazzesco. Questo invece è il ponte che attraversa l'orrido dello Slizza. Sul nostro canale trovate il video della bellissima escursione che abbiamo fatto. Percorso adatto anche per famiglie, fatelo perché merita tantissimo, Il Tarvisiano in autunno è sicuramente la meta perfetta per chi vuole ammirare i colori del foliage. Laghi alpini e vallate silenziose fanno da cornice ad un ambiente straordinario, regalando grandi emozioni al visitatore. La bicicletta è sicuramente il miglior mezzo per visitare i meravigliosi boschi di faggi abeti rossi che, da settembre a novembre, si accendono dei colori caldi dell'autunno. Ok, lago superiore di Fusine raggiunto, c'è un sacco di gente, ma lo immaginavo. La giornata è splendida, tutti ne hanno approfittato. Ricordatevi che per accedere ai laghi in auto si paga un ticket e quando i parcheggi sono finiti non fanno entrare più nessuno, quindi ve la dovete fare a piedi. Poco male, perché il sentiero per arrivare ai 2 specchi d'acqua è molto bello e non è difficile. I laghi sono di origine glaciale, collocati in un anfiteatro calcareo creato dalla dorsale del Picco di Mezzodì e Monte Mangard. Dal 1971 l'area è un parco naturale protetto. Gli specchi d'acqua, non tutti lo sanno, sono in totale 4: il lago inferiore, il più grande e profondo, il lago superiore che si trova a 929 metri sopra il livello del mare e 2 minuscoli laghetti collocati non molto distanti dal lago inferiore, denominati laghi piccoli. In inverno la zona dei laghi è uno dei posti più freddi di tutta la regione e spesso le temperature scendono a tal punto da battere record impensabili, come quando nel 1985 vennero registrati i meno 34,5 gradi centigradi. A questo punto lasciamo Fusine e ci dirigiamo verso Gran Scagora effettuando l'ennesima deviazione. Prossima tappa è Rifugio Planinski Dom Tamar. Di fatto entriamo di prepotenza nel Parco Nazionale del Triglav e sicuramente questa è la parte più impegnativa del percorso. Un lungo sentiero sempre in salita, misto sassi e terra. Ci inoltriamo in un bosco colorato di giallo e rosso fino a raggiungere la baita slovena collocata in un ampio spazio erboso dove la vista vola senza ostacoli dinanzi a una vallata magnifica.
La località è famosa per i suoi trampolini di salto con gli sci, prestigiosa meta invernale che attira centinaia di sportivi e amanti della disciplina. E anche qui vi abbiamo fatto lo scorso inverno un bellissimo video con un paesaggio innevato incredibilmente suggestivo e lo trovate sul canale. Bene, lasciamo Planica, cavoli che colori, e ora si va dritti verso Gran Skagora. Dio, e con la muscolare è stata un po' una fatica, però se venite con l'elettrica, cioè ragazzi, una passeggiata in mezzo a un bosco meraviglioso, e fatelo assolutamente, insomma, fatelo. Aspetta che... Allora, nel parco non si può tornare, però qui sì, e vi assicuro, cavoli, qua vengono sicuramente fuori dei bei girati, Allora, tiriamo fuori la Sony, tiriamo fuori anche poi il drone. Sicuramente l'ultima parte del percorso dal punto di vista cromatico è stato molto appagante, anche perché in territorio sloveno si sono susseguiti spazi pratosi e macchie boschive, creando un gioco di colori particolarmente suggestivo. Paesaggi spettacolari che mi hanno travolto, lasciandomi senza parole. Allora, eccoci qui a Gran Skagora, anzi Graniskagora. Fino ad adesso devo aver pronunciato in modo sbagliato, vabbè, tipico mio. Allora, giusto due informazioni: la cittadina è famosa per ospitare un evento della Coppa del Mondo di sci, sia lo slalom gigante e, se non sbaglio, anche lo speciale, entrambi maschili. Vicino abbiamo i trampolini di Planica che siamo andati a visitare poco fa. Il paese ovviamente si è sviluppato grazie al turismo, piccola, graziosa, ben curata, tanti localini dove mangiare, birra, fiumi, insomma, luogo piacevole dove fare una breve vacanza. La Tarvisio Graniskagora, se proprio devo essere sincero, è una vera garanzia. In così pochi chilometri sono raccolti panorami tanto diversi ma allo stesso modo incredibilmente connessi. Come ho detto prima, questa non è una pedalata, ma un'esperienza che va vissuta almeno una volta nella vita. Per gli amanti dei numeri, in totale ho coperto una distanza di 66 km con una velocità media di 14,5 km/h. Il tempo reale in movimento è stato di 4 ore e 36 minuti, ascesa totale 1087 metri, altitudine massima 1115 metri. Bene, macchina raggiunta. Avevo scartato un giro da 55 km perché lo ritenevo troppo lungo e al di sopra delle mie capacità. Ne ho fatto uno da 67. Bravo Gian, complimenti. Allora, adesso dati tecnici e cartina tabacco, che vi mostro il giro che ho fatto. Grazie per essere arrivati fino qui, zaino in spalla e alla prossima. Ciao a tutti. Il video finisce qui, vi lascio la scheda con tutte le info più importanti. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo, perché sicuramente prima o poi potremo tornarvi utili. Ora io non so più cosa dirvi, zaino in spalla, via si pedala, insomma c'è un po' di confusione. Noi comunque siamo sempre qui e voi al nostro fianco. Grazie come sempre a tutti e alla prossima. Ciao!